Rifare Rapallo più bella di prima, l'obiettivo del comune dopo la mareggiata. Ascom raccoglie le segnalazioni danni da parte dei negozianti. Nella zona di San Michele le attività colpite sono ancora tutte chiuse. Un pool di esperti per affiancare il comune di Rapallo nella fase di ricostruzione post mareggiata. Ieri sera sono stati presentati nel corso del Consiglio Comunale straordinario chiesto dall'opposizione. Il progetto di messa in sicurezza del Rupinaro a Chiavari pronto a partire, ma una norma ministeriale di fatto blocca la ricostruzione dei 3 ponti alla foce. Lo stato di impasse è difficile da superare. Il Banco Alimentare della Liguria dà concretezza alle speranze dei poveri. Sabato 24 si terrà la colletta nazionale, ma al magazzino di Genova il lavoro è quotidiano e mette in rete volontari e associazioni. Il metodo di lavoro per l'allenatore di calcio, l'esperienza di Archimede Graziani, mister dell'Avellino, portata a Chiavari. Sulla vicenda Virtus Entella il calcio le ha tolto tutto quello che poteva toglierle. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. Dunque Rapallo è al lavoro per la ricostruzione della zona a mare della città, mentre si cerca di trovare la strada per rendere più snella la parte burocratica della ricostruzione e per svincolare le risorse necessarie prosegue la rimozione dei relitti e la conta dei danni. Questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco ha incontrato l'amministratrice del porto Carlo Riva e gli ormeggiatori per definire il programma di lavoro per la prossima settimana, quando saranno portate via altre 7 barche dal lungomare. Intanto Ascom sta raccogliendo le segnalazioni danni da parte dei commercianti. Nella zona di San Michele di Pagana le attività colpite sono ancora chiuse. Si lavora a San Michele di Pagana per mettere in sicurezza quello che la mareggiata epocale del 29 e 30 ottobre ha distrutto. La passeggiata a mare porta tutti i segni delle onde e ha ceduto su più punti. Le zone di Prelo e Trelo hanno danni ingenti e anche i fondali hanno bisogno di interventi urgenti. La parte centrale, dove si passeggia oggi al sole di novembre, è stata già completamente ripulita, ma i pontili hanno ceduto, così come le strutture su cui d'estate appoggiano le attività della zona. Qui al momento non è possibile riaprire. A Rapallo prosegue così la conta dei danni della mareggiata, con le attività commerciali che in alcuni casi sono andate completamente distrutte. Tutte le attività di San Michele hanno avuto danni sia strutturali alle verande esterne che ai macchinari. Nella zona della passeggiata diversi ristoranti, diversi bar, nella zona anche del lungomare verso la zona dei bagni, gli stabilimenti balneari non ce n'è più uno intero, e poi anche 2 attività a Zoagli e una marina di Bardi. Diciamo che un po' tutti i locali sulla costa hanno avuto problemi e i negozi sul porto, le attività sul porto che hanno subito degli allagamenti anche loro, che sono già riaperti loro, però essendo negozi propedeutici al porto gli manca proprio la clientela, quindi nonostante si siano rimboccati le maniche tutti e abbiano riaperto, nel porto in questo momento non riescono ancora a lavorare. Ora si lavora per ricostruire Rapallo e sono in tanti a chiedere all'amministrazione comunale di fare la città più bella di prima. Per quanto riguarda San Michele ci sarà da mettere mano a tutta la zona a mare. Rapallo più bella noi la facciamo, abbiamo l'opportunità ad esempio di tutti i Deor che sono stati distrutti, che erano Deor, che erano degli anni 60, che magari le aziende avevano delle difficoltà a rifare. Questi è ovvio che dovranno essere ridisegnati in una maniera completamente diversa, e questo vuol dire tanto, perché voi immaginatevi San Michele di Pagana, noi facciamo una scommessa importante. San Michele di Pagana verrà rifatta da parte del comune, ma rifatta anche da parte dei privati che hanno subito dei danni, ma con uno stile diverso, perché noi non permetteremo di ripristinare quello che c'era prima, questo sì. E ieri sera intanto il Consiglio Comunale di Rapallo si è riunito su richiesta della minoranza. 4 gli ordini del giorno approvati alla fine della seduta. Il Comune ha invitato 3 esperti ad affiancare il lavoro dell'amministrazione nella fase della ricostruzione. Un pool di esperti per gestire la delicata fase di messa in sicurezza, ricostruzione e valorizzazione della città. È la carta che ha deciso di giocare l'amministrazione comunale di Rapallo a 3 settimane dalla mareggiata che ha distrutto il lungomare, affondato più di 200 barche e danneggiato le attività commerciali. Ora il problema è districarsi nella matassa burocratica, legislativa e contabile. Per questo il professor Sergio Carbone, l'avvocato Luigi Cocchi e l'ingegnere Pietro Misurale hanno preso parte al Consiglio Comunale straordinario chiesto dall'opposizione
dall'opposizione per fare il punto della situazione. 4 gli ordini del giorno approvati alla fine della discussione. C'è stata una condivisione da parte di tutte le forze politiche con l'approvazione di 4 ordini del giorno. Il primo e per i primi 2 presentati al capogruppo del Partito Democratico, in particolare il primo a sostegno soprattutto dei pescatori, degli operatori, e poi il secondo sul San Francesco per raccomandare al sindaco, alla giunta al più presto il riavvio dei lavori che sono fondamentali per la messa in sicurezza e anche per le ricadute sulla viabilità della nostra città. Il terzo presentato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Federico Solari, tendente a chiedere una rendicontazione di tutti i danni che purtroppo abbiamo dovuto registrare a seguito della mareggiata del 29 e 30 ottobre, e infine l'ordine del giorno dei capigruppo di maggioranza volto a promuovere quanto prima un incontro ufficiale con il porto Carlo Riva per individuare il percorso per la ricostruzione del porto e anche individuare di concerto con i legali tutti i percorsi necessari per il giusto, doveroso risarcimento al comune e ai privati di tutti i danni che sono occorsi. Il progetto di messa in sicurezza del Rupinaro a Chiavari sta vivendo una fase di impasse. L'amministrazione ha espletato tutte le procedure per dare il via libera ai lavori di un progetto cofinanziato da Stato, Regione e Comune. L'intoppo risiede in una norma del Ministero dei Lavori Pubblici di recente emanazione che di fatto blocca l'esecuzione di una parte del progetto, quella relativa all'abbattimento e alla ricostruzione dei 3 ponti alla foce. A che punto è questo progetto? Allora, il progetto che è un progetto cofinanziato Stato, Regione, Comune e riguarda tutto il tratto del Rupinaro e fra questo comprende anche il rifacimento di 3 ponti. Ora, sul rifacimento specifico dei ponti siamo in questo momento fermi per via del fatto che è uscito da poco dal Ministero dei Lavori Pubblici una normativa sul franco che bisogna rispettare, che di fatto l'ha portato da circa 50 cm a 1,5 m. Ovviamente questo ci sta portando delle grosse difficoltà perché il Rupinaro passa in mezzo alle case e 1,5 m rispetto all'attuale livello ovviamente diventa in alcuni casi proprio non fattibile. Quindi stiamo lavorando con Regione Liguria e col Ministero per capire se esiste una soluzione che ci permetta ovviamente di rispettare il territorio ma di poter attivare queste progettazioni che per noi sono già alla fase pre-esecutiva e quindi diciamo che noi saremo pronti per chiudere e per poter appaltare. Sareste in grado di partire, diciamo? Assolutamente saremo in grado a brevissimo tempo di partire, ovviamente a step successivi perché i ponti, l'abbattere e creare un ponte crea problemi di viabilità importanti, ma riusciremo a breve a fare il primo, il secondo e poi sino all'ultimo in modo da garantire a questo torrente una sua dignità che non vada a intaccare ogni volta che c'è un momento particolarmente straordinario la vita dei cittadini chiavaresi. Per la Liguria sono in arrivo 2.300.000 euro sui 12 di budget complessivo da 5 progetti transfrontalieri Italia-Francia per la prevenzione e la gestione congiunta dei rischi derivanti da incendi. L'obiettivo è attivare azioni strategiche per la lotta agli incendi sia a fatto compiuto per arginarne le conseguenze sia a favore della prevenzione e della comunicazione del rischio. Abbiamo ottenuto un grande risultato, spiega l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, riuscendo a inserire misure importanti come la formazione di secondo livello per i volontari antincendio boschivo che potrebbe andare a rafforzare il sistema a seguito dell'abolizione del Corpo Forestale dello Stato.
La ditta Rovido di Carasco rischia di chiudere e di lasciare a casa i suoi 14 dipendenti. L'azienda, che si occupa di distribuzione locale di giornali e riviste alle edicole, ad oggi si trova deprivata completamente del suo mercato e nell'impossibilità di vendere l'attività, in quanto l'intera filiera della distribuzione dei giornali è stata affidata ad aziende controllate o afferenti ad un'unica società nazionale che di fatto esercita un monopolio. Nonostante le istanze inviate, l'autorità garante per la violazione delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, a distanza di 11 mesi dalla prima segnalazione, non è ancora intervenuta. E se la risposta non arriverà nelle prossime settimane, la Rovido si troverà costretta a dichiarare il fallimento e a licenziare i lavoratori. A sottoporre nuovamente il caso all'autorità garante, chiedendo una risposta immediata, è stato il parlamentare del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi. Continua la stretta del freddo sul Tigullio. Questa notte sulla costa le temperature si sono attestate tra i 5 e i 7 gradi, valori più bassi nell'entroterra, con la colonnina di mercurio che ha sfiorato i meno 7 gradi sulla vetta del Monte Bue. Qui, come al Prato della Cipolla e a Rocca d'Aveto, è ancora presente un leggero strato di neve caduta nei giorni scorsi. Altra ne potrebbe arrivare nelle prossime ore, quando è previsto il transito veloce di una debole perturbazione che, tra la notte e il mattino, determinerà precipitazioni sparse nel complesso deboli. Sul settore centrale sono attese piogge moderate o occasionali rovesci lato costa. Nell'entroterra savonese possibili nevicate fino al fondovalle, quota neve in progressivo rialzo dal pomeriggio con fenomeni che andranno progressivamente ad esaurirsi sul Levante. Oltre 6.000 volontari e 482 supermercati coinvolti. Sono i numeri della nostra regione relativi alla colletta alimentare che di sabato prossimo, 24 novembre. Come tutti gli anni, l'invito è a donare generi alimentari per persone in difficoltà. La giornata è curata dal Banco Alimentare Ligure, che sostiene 394 strutture caritative per oltre 50.000 bisognosi. Siamo stati al magazzino di Genova Bolzaneto per seguire la preparazione della colletta, ma l'impegno del banco si articola su tutti i giorni dell'anno. Pronto, Banca Alimentare, buongiorno. Il lavoro al Banco Alimentare della Liguria è quotidiano e si fonda su uno straordinario intreccio di reti, di volontari, di associazioni e di persone che ricevono il sostegno. Nel magazzino di Genova Bolzaneto vengono stoccati gli alimenti assegnati dall'Europa e quelli raccolti ogni giorno da mercati, negozi o grandi market. Al mattino i volontari di organizzazioni, enti e comunità giungono con i loro mezzi per caricare i pacchi che andranno a famiglie in difficoltà. Ci sono famiglie che grazie anche al vostro aiuto poi sono riuscite a ripartire? Ce ne sono stati una decina che venivano a prendere il pacco, poi sono arrivati e hanno detto non lo prendiamo più perché da questo mese abbiamo iniziato il lavoro. Ti assicuro che è una soddisfazione enorme. Ruggero invece è il papà della casa famiglia a braccia aperte. Cerca omogeneizzati e prodotti per i bambini che non sono sempre disponibili. Noi la chiamiamo provvidenza, ecco, quindi gratuitamente diamo e gratuitamente riceviamo, quindi non quello che veniamo sempre stupiti perché riceviamo sempre di più di quello che ci aspettiamo. Suor Cristina e le religiose di Sant'Anna poi raccolgono alimenti per la loro comunità di minori. Dovuta alla situazione attuale in che vive l'Italia, tanti italiani si sentono in confidenza con le suore a dire la loro situazione di povertà e ci chiedono aiuto. Volontari che incontrano volontari. Al magazzino ci sono quelli del banco, alcuni danno una mano all'ingresso, altri caricano i bancali, altri ancora curano l'organizzazione dagli uffici, come Marcello che di anni ne ha ben 80. Ho iniziato la Banca Alimentare giù in magazzino. E l'ho fatto per 10 anni, aiutando molti nuovi volontari ad apprendere la tecnica di approntamento. A mia volta sono volontaria in un'associazione di consegna pacchi e cena al giovedì sera. Da quando sono in pensione vengo qui anche al mattino, al pomeriggio, quando posso. Il Banco Alimentare dunque non è solo l'appuntamento con la colletta nazionale, ma è un lavoro di ogni giorno fatto di volti, passione, cura per i dettagli e dare concretezza alla speranza dei poveri. È questa la forza che sta dietro ai numeri del sostegno. Nel 2017 abbiamo recuperato e distribuito circa 2100 tonnellate di generi alimentari.
Si celebra oggi la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia. A livello nazionale si svolge la 6ª edizione dell'iniziativa In Farmacia per i Bambini, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava di Milano. Si tratta di una colletta nazionale di prodotti specifici per i più piccoli. Nel Tigullio hanno aderito le farmacie Centrale, dei Frati e di Ri a Chiavari, la farmacia delle Grazie di Levi Rostio e la farmacia Ligure di Sestri Levante. Tutti possono donare un farmaco come pomate, medicinali contro la febbre, la nausea o le otiti, ma anche pannolini, omogeneizzati e salviette. La raccolta sarà destinata all'Istituto per il Baliatico di Chiavari, che sarà presente con i propri volontari per suggerire i prodotti più utili. Domenica 25 novembre si terrà la 41esima convocazione regionale dei gruppi e delle comunità del rinnovamento nello Spirito Santo della Liguria. L'appuntamento è alle 9:30 all'Hotel Tower Genova Airport. Il tema è: tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Alla convocazione interverranno il cardinale Angelo Bagnasco, Don Guido Maria Pietro Grande, consigliere spirituale nazionale del rinnovamento, Monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, e Marcella Reni, membro del Comitato Nazionale di Servizio del Rinnovamento nello Spirito. Nella comunità di Santa Maria, Santa Maria a Campodinè, domenica prossima sarà celebrata la giornata del ringraziamento organizzata da Coldiretti. Nell'occasione si svolgerà anche il raduno diocesano dei Campanari. Alle 11:15 la Santa Messa celebrata dal parroco della comunità, Don Andrea Buffoli. La città di Lavagna celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Venerdì prossimo, a partire dalle 9:30, dalla panchina rossa di Piazza della Libertà, si snoderà il corteo I Passi della Vergogna. Destinazione l'Auditorium GB Campodonico, dove si terrà un momento di riflessione e incontro a cui parteciperanno anche gli alunni delle scuole medie Don Gnocchi di Lavagna con uno spettacolo e quelli dell'Istituto Caboto con una serie di letture. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola: alla terra dei fuochi, misure riciclate. Il governo in Campania, impegno antiroghi, annunciati interventi su salute, tutela ambientale e presidio del territorio. Il premier Conte: sarà la terra dei cuori, non passa la linea di Salvini, anche se l'esperto dice, oltre la differenziata, inceneritori utili se pochi e controllati. L'intervista al papà della legge sull'ambiente Edo Ronchi: in ritardo decreto e bonifiche. Veniamo alle questioni dell'economia. Spread su, Tria isolato, sicurezza, fronda del Movimento 5 Stelle, alla Camera 19 ribelli contro il decreto, difficile dialogo invece con l'Europa e intanto cambiano i vertici di team. Elliott riparte con Gubitosi per lo scorporo della rete. Violenza sulle donne, un codice rosso, tante storie di rinascita verso la giornata contro appunto la violenza sulle donne. Oggi invece è giornata dell'infanzia, i diritti dell'infanzia. Migranti, 5.000 minori soli in fuga dall'accoglienza. I dati dell'ISMU: in diminuzione anche le richieste d'asilo dei più giovani, 2.857 nel primo semestre del 2018. Veniamo adesso sul Secolo XIX, che titola Terzo valico e semaforo verde, l'opera serve, alla Liguria si fa, l'analisi costi-benefici ha dato esito positivo e da Roma arriva l'ok. Esulta naturalmente il vice ministro Rixi, che annuncia il sistema portuale troverà così lo slancio per aumentare i traffici e grazie ai fondi europei potrà partire subito anche il raddoppio ferroviario tra Andorra e Finale. Dazi e crisi politiche, le nuove barriere dello shipping. E poi ancora la Barbera contro l'uragano, le maxi dighe sono inutili, le difese del Levante, parla l'ingegnere Ernesto La Barbera, che appunto è il padre della maggior parte delle difese a mare delle strutture portuali del Levante. E oggi il Secolo XIX parla anche dei danni al fondale del nostro mare. Sui fondali un cimitero di detriti e rifiuti e le attività dei diving si sono azzerate. San Michele di Pagana, 50 subvolontari al lavoro per ripulire la baia, cambiata la morfologia, profondità dimezzate. 10 sono i diving al lavoro tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino. A questo punto sono fermi appunto da 3 settimane ed è purtroppo scomparsa anche la Posidonea, strappata dalla mareggiata. La pianta marina forma vere e proprie foreste fondamentali per l'ecosistema.
sistema, scenario di desolazioni dopo le prime ricognizioni, più in profondità può essere stata sommersa dalla sabbia. Questa è chiaramente la speranza. Da una frazione costiera rapallese ad una frazione costiera sammargheritese, paraggi, comune operatori di paraggi, fondamentale riavere la strada. A Santa Margherita si è fatto il punto sui danni e sugli interventi programmati per il ripristino dei collegamenti viari. Danni dell'entroterra sempre per il maltempo a Nerone, disagi per frane sull'acquedotto Consortile e sulla strada per Siestri, l'entroterra che cede. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Manuela, buongiorno a tutti. La cronaca: i carabinieri di Casarzia Ligure hanno denunciato per truffa in concorso un 57enne residente in provincia di Chieti e una straniera residente nel Foggiano. I due avrebbero ricevuto dalla denunciante 400 euro tramite una ricarica PostePay, quale corrispettivo per l'acquisto di una marmitta per un motociclo, ma la stessa non sarebbe mai stata recapitata al truffato. Nel corso dell'indagine è emerso che il 57enne era il titolare della carta prepagata utilizzata per la riscossione della somma in denaro, mentre la donna era l'intestataria dell'utenza telefonica utilizzata per la trattativa di vendita con la vittima, che si tratta di una abitante a Casarzia Ligure, che ha così sporto denuncia. Dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie. Nell'ambito del corso di aggiornamento per allenatori di calcio, ieri sera a Chiavari è intervenuto Archimede Graziani, allenatore dell'Avellino Calcio. È stata l'occasione per parlare delle tante sfide che quotidianamente si devono affrontare, dell'importanza di uno staff tecnico, ma anche di un settore emergente, quello del calcio femminile. A margine anche una battuta sulla vicenda Virtus Entella. Anche il calcio non è immune ad un mondo in continua evoluzione alla ricerca di metodologie di lavoro sempre più innovative ed efficaci. Su queste tematiche si è concentrato l'incontro di aggiornamento per gli allenatori promosso dalla sezione AIAC del Tigullio. Ospite della serata Archimede Graziani, allenatore dell'Avellino Calcio. Il calcio non può e non deve rimanere sempre il solito. Le necessità e gli studi nuovi hanno portato a nuove metodologie di lavoro e quindi attraverso anche una fisiologia umana di tutto quanto viene poi programmato il lavoro quotidiano. Il ruolo dell'allenatore si armonizza con quello di uno staff tecnico che lavora per una settimana intera per poi cogliere i frutti durante la partita. Dove inizia con lo studio della settimana, quali sono i mezzi da dover allenare e soprattutto a seconda del momento e dei risultati che vengono fatti alla domenica. Quindi è un aspetto che coinvolge sia la metodologia che l'aspetto programmatico che mentale. Un settore in crescita è quello del calcio femminile che, non senza fatica, sta prendendo piede anche in Italia. L'Italia attualmente è indietro, non lo era magari una ventina di anni fa, perché le nazionali hanno partecipato ai campionati del mondo e poi sono stati anni di blackout, quest'anno si è qualificata la nazionale mondiale che sarà nel 2019 in Francia. Si tratta di recuperare un gap che attualmente c'è sicuramente e che è figlio comunque di una certa, tra virgolette, arretratezza del nostro mondo. Infine, visto il contesto chiavarese dell'incontro, un pensiero è andato anche alla vicenda della Virtus Entella. Se c'è una società seria nel panorama calcistico italiano, perché è gestita da un presidente importante, da una persona per bene, e quindi secondo me l'Entella gli è stato levato tutto quello che il calcio italiano poteva levargli, però sono certo che le persone e soprattutto il presidente, ma anche i direttori e tutto quanto, sono pronti a riportare l'Entella dove merita. Terminiamo così questa edizione del TG13, la nostra informazione ritorna alle 19:15 con Tigullio Oggi, ma continua sul sito teleradiopace.com. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.